Va ora in onda la rassegna stampa. Al mio segnale scatenate l'inferno. Sì, oggi sarà una rassegna stampa un po' diversa dal solito. So che ci sono molti colleghi giornalisti che si sono svegliati presto questa mattina o che giustamente riascolteranno su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier questa rassegna stampa. Lorenzo Grossi addirittura sta già mangiando i popcorn. Interessante, ragazzi. Io capisco che è una rassegna stampa molto ghiotta. Abbiamo Gabriele Moroni, il decano dei cronisti, che ci ascolta e segna giù ogni frase. Beh, posso capire, grazie per essere con noi, grazie amici che ci state già scrivendo. E in effetti questa sarà una rassegna stampa molto scritta, ma scritta da voi. Già. Che cosa direste al generale Vannacci se lo incontraste questa mattina? Vogliamo scrivere un WhatsApp al generale Vannacci? Se ce lo scrivete al 340 6709 659, io glielo invio. Un cordiale buongiorno da Sammy Varin. Sì, avete capito, Vannacci è uscito dalla Lega e chiaramente questa, essendo una radio che trasmette dal quartier generale della Lega in via Bellerio a Milano, sopra di noi si è tenuto ieri il Federale, una radio che fa capolino all'interno del centrodestra, non della destra, del centrodestra, e che da sempre parla di territorio, di sicurezza, di lavoro, cerca di migliorare la vita dei cittadini, inizialmente del nord con la T finale, e poi abbiamo capito che la problematica era nazionale e che bisognava risolvere tanti problemi in molte zone d'Italia, magari imitando alcuni amministratori del nord, della Lega. Beh, così facendo noi andiamo avanti. Voi, da quello che sento, siete con noi, ma chiaramente il bello di avere un Sammy Varin che conduce in diretta e che l'anno prossimo farà 50 anni di radio, mi vengono veramente i brividi, è approfittare di un mezzo importante come questo microfono, Radio Libertà, per sentire il vostro polso. Quindi già da questo momento 340 6709 659 per sondare il vostro umore, attenti a quello che dite, perché ci ascoltano molti giornalisti questa mattina e la cosa mi piace. Il Corriere: Lega terremoto Vannacci. La Repubblica: lo strappo di Vannacci. Sulla Stampa non è tra i titoli principali, bisogna effettivamente spostarsi. Lega: Vannacci lascia con 7 parlamentari, c'è anche Pozzolo, chi pistolero? Noi le stesse idee. Questa è la Stampa. Il Resto del Carlino: il generale, sono la destra non moderata, può valere il 3%. Il Fatto Quotidiano: no, non ci siamo proprio con il Fatto Quotidiano, non gliene è fregato niente. Bravo Fatto Quotidiano. Il Messaggero: Lega, Vannacci lascia, la mia destra è diversa, Salvini deluso, sleale. La Verità, bello il titolo della Verità: volano i Vannacci, gode il Colle. Il generale lascia la Lega e si fa al partito. Salvini traditore come Fini. Il Giornale: Vannacci con la maglietta della Lega e il titolo Il disertore. Ancora meglio Libero: il generale se ne va, alto tradimento. Aveva detto non userò la Lega come un pulmino, ma adesso Vannacci
molla Salvini. I sostenitori sui social lo criticano e alla fine il suo addio farà bene al Carroccio che ritrova unità. E devo dirvi, Libero è il più ottimista in questo senso e chiaramente voglio sapere anche da voi cosa ne pensate al 340 6709 659. Un corpo estraneo che prima o poi va espulso. Chiaro che molti di voi in questo momento lo stanno facendo in bagno, ma il mio era un paragone diverso, capite? 340 6709 659. Pensate anche voi che la Lega ci guadagnerà avendo perso il generale Vannacci, che pure è presente. E adesso vi faccio vedere una cosa, se ci guardate in radiovisione, su Facebook, su YouTube, sui social, guardate qua, e questo è l'orologio di Radio Libertà. Quello che distribuiremo questo sabato, sì, alla Bagna Cauda di Grugliasco, in provincia di Torino, sabato sera, 7 febbraio, ci sarà anche Radio Libertà a questa cena. Ed è un orologio da collezione perché contiene decine e decine di firme di voi ascoltatori che siete venuti a trovarci allo stand di Radio Libertà a Pontida la scorsa estate, ma anche di moltissimi deputati, senatori, e ce n'è una in particolare che intorno alle 5 del pomeriggio c'è scritto Roberto Vannacci, la firma del generale Vannacci. Allora, la mia prima reazione era quella: ok, lo distruggiamo e basta, non c'è più. Dopo 5 minuti ci ho pensato, ho detto: ma questo è un orologio veramente da collezione. Subito hai presente come nei cartoni animati gli occhietti che fanno dollari, no? Quanto ci possiamo guadagnare a distribuire questo orologio in copia unica? C'è solo questo, ci sono decine e decine di firme, ragazzi, non potevamo farvi firmare centinaia di orologi, ne abbiamo venduti e ne venderemo ancora tanti, ma questo con le firme di parlamentari, deputati e con voi ascoltatori di Radio Libertà che ci siete venuti a trovare a Pontida, ce n'è solo uno. C'è anche la firma di Vannacci. Vediamo il miglior offerente se lo porta a casa. Questo sabato saremo a Grugliasco in provincia di Torino alla Bagna Cauda organizzata dalla Lega e chiaramente, siccome so che già a quest'ora molti di voi hanno lo sciopone, vi dico anche che c'è la possibilità di prenotarlo adesso. Non aspettate domani o dopodomani perché i posti sono numerati, non c'è tanto spazio. 338 29 16 908 338 29 16 908 per prenotare la festa della Bagna Cauda che si tiene questo sabato a Grugliasco in provincia di Torino. Non c'è solo la Bagna Cauda, specialità incredibile piemontese, ma c'è anche antipasto di salami misti e formaggi, gli agnolotti di magro burro e salvia, dolce, vino, acqua, caffè, 30 euro con il biglietto della lotteria, ma anche con Sammy Varin che vi canterà la Padania. Sto scherzando, però portiamo un po' di gadgettini. Queste mutandine le portiamo, va che belle, le mutandine da uomo e da donna con scritto Radio Libertà, ma ci saranno 1000 altre gadget. Abbiamo messo al lavoro il nostro neo segretario della sezione di Rescaldina della Lega, sì, è lui, è il Grimoldi, che vi terrà compagnia questo pomeriggio alle 16 con il suo nuovo programma Lega e dintorni, che probabilmente intervisterà anche dei vannacciani. Sì, io per primo sono uno di quelli che in questa trasmissione vi ha chiesto molte volte: ma ti sei vannaccizzato? Era una domanda retorica, però in quei giorni, quando Vannacci è entrato nella Lega e quando è diventato vice segretario federale per volere di Matteo Salvini, tutti noi siamo rimasti un po' lì, un po' quando Umberto Bossi aveva le sue uscite potentissime e noi qui in Bellerio ci guardavamo terrorizzati. Cazzo, e adesso che cosa diciamo? Ha detto questa cosa, ha fatto quell'altra, eccetera. E ci aveva sorpreso questa elezione di Vannacci nella Lega, ma era
ma era un abbraccio bellissimo, un abbraccio fraterno, per chi sa comunicare in maniera speciale, senza dire parolacce, senza inveire in modo particolare, sfiorando delle corde di cui forse avevamo bisogno. 340 6709 659. Mi state già scrivendo come dei pazzi. Bravi, bravi. E ai giornalisti che ci stanno ascoltando dico: restate lì, perché tra poco io vado a leggere questi messaggi. Intanto leggo ancora qualche altro quotidiano. Prima pagina dedicata a Vannacci anche sul Tempo. Qui si riprende una famosa canzone di De Gregori: generale, dietro la collina non c'è niente. Ancora avanti, vediamo. Sto guardando Sole 24 Ore, no. Il Manifesto, no. L'Unità, assolutamente no. Il Gazzettino, prima pagina: Vannacci si slega. Vado da solo. Ok? Scendiamo ancora. Avvenire: Vannacci esce dalla Lega, Renzi, Farage il suo modello. È interessante anche questo immischiarsi degli affari non suoi di un certo Renzi, che a proposito di vi do la mia parola, è uno che se ne intende, insomma. Vedremo nei prossimi minuti. Il Secolo XIX ci mette proprio in centro pagina: Lega, lo strappo di Vannacci, basta con la destra moderata. Cioè, la sensazione è anche quella del nostro direttore Giovanni Sallusti. Se vi siete perso il suo editoriale di ieri sera, lo ritrovate facilmente su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà. La sensazione è che ci sia stata una mancata vannacizzazione della Lega, cioè Vannacci ci ha provato in tutti i modi di fare della Lega il suo partito e quindi di scalarla ulteriormente. Forse voleva diventare segretario federale addirittura in pochi mesi, magicamente, e non ce l'ha fatta, o forse voleva semplicemente portarla a destra, ancora più a destra, la Lega, che secondo me non è mai stato un partito di destra. Anzi, lo stesso Umberto Bossi sapete bene cosa ne pensasse dei fascisti. E tutto questo giocare con la 10ª Mas che abbiamo sopportato, ti dico, io personalmente non me ne fregava niente, ma non so neanche cos'è la 10ª Mas, ma vedevo che si arrabbiavano quelli di sinistra e quindi ma ero ben contento, assolutamente. Forse ha esagerato un pochettino, e da lì abbiamo alzato il sopracciglio noi della Lega dicendo: ma non è che insiste un po' troppo, Forse era meglio il pesce di Buonanno, o qualcun altro che ha tirato fuori la scarpa in Neoparlamento e l'ha battuta sul tavolo. Lega, lo strappo di Vannacci, basta con la destra moderata. E chiaramente chiedo anche a voi un parere. 340 6709 659. Voi della mattina presto, voi fortunati che mi state seguendo in auto mentre andate al lavoro, magari a Milano, dove c'è un casino della miseria, ogni giorno sempre peggio, ma ci sono le Olimpiadi e siamo contenti, e per la prima volta gli atleti hanno trovato, lo ha condiviso Fontana, il video bellissimo, hanno trovato un letto non di cartone. Oggi i giornaloni non ci sono ancora arrivati a questa cosa, però c'è un video molto bello di un'atleta, forse americana, e che entra nella sua casettina, nel suo appartamentino, e la prima cosa che fa, guarda il letto e dice: non è di cartone, un letto vero, ragazzi miei. Qua in Italia si dorme bene, altro che scherziamo, ma non troppo. Quindi è il caso anche di un po' di traffico, un po' di code in più. L'importante è arrivarci al lavoro. Il dubbio, l'addio alla Lega di Vannacci tra Marinetti e Ugo Tognazzi, interessante. L'identità, la remigrazione del generale. E anche questa, signori, è molto interessante. Vediamo la notizia: addio alla Lega, Vannacci rompe le righe. L'altra voce, Quotidiano Nazionale: terremoto Vannacci.
Che ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659 e sono molto tentato, Sammy Varin c'ha le tentazioni, oh mamma mia c'ha le tentazioni di andare a vedere anche qualche giornale locale, magari toscano, che bello però poter fare il cavolo che ti pare. Ragazzi, queste cose solo a Radio Libertà, ve le ricordo, solo a Radio Libertà possiamo fare queste cose, decidere di andare in questo, in quell'altro giornale. Non abbiamo nessuno che ci dice che cosa fare. Siete soltanto voi, ascoltatori, a dirci che cosa ne pensate, dove volete che io vi porto, inviando un WhatsApp al 340 67 09 659. E allora andiamo in Toscana, vediamo un po' cosa scrivono i giornali toscani. La Nazione, proprio in piccino picciò, faccio fatica a leggere. Vannacci, addio alla Lega, proseguo da solo, Salvini mi ha deluso. Il Tirreno, è lui che vorrebbe garantirci un futuro nazionale, e c'è Vannacci che apre la giacchetta e fa vedere sotto una maglietta nera con qualche simbolo che non si riesce a leggere. Il Corriere di Siena non gliene importa assolutamente niente. Chiaramente tutte le edizioni del Tirreno similari, è lui che vorrebbe garantirci un futuro nazionale. Firenze, Vannacci da Ziello a Villa che lancia la Lega, no scusa, chi lascia la Lega in Toscana. E questo è un po' la paura, sai, perché un faro, un faretto, una lucina, un LED, se volete, come Vannacci, può attirare anche gente che prima faceva parte della Lega, deputati, senatori, si iniziano già a fare dei nomi, ma anche all'interno di vari consigli comunali di molte regioni, regionali, in Toscana ce n'era uno, era suo, o anche comunali. Corriere Fiorentino, effetto Vannacci, travolta la Lega. Siamo travolti. A proposito, oggi verrà il John Travolta italiano alle 11:30, arriva Lele Di Nero nei nostri studi, quindi vedremo quanto siamo travolti. Va bene, basta. Abbiamo visto che non c'è poi la fine del mondo, possiamo tuffarci nei quotidiani, inviando naturalmente voi un messaggio non per me, il messaggio che scrivete io lo devio immediatamente al generale Vannacci, che è uno che, non lo so il telefonino quanto lo usa, adesso dico una cosa che forse non sapete, è uno dei pochi, forse l'unico, della Lega che non risponde mai ai messaggi. O forse gli sono stato antipatico in questi mesi. Dopo un'intervista, e il generale Vannacci lo abbiamo intervistato parecchie volte su queste frequenze, si ha sempre la gentilezza magari di inviare il file, audio e video con la chiacchierata, e normalmente si ringrazia, grazie mille, eccetera. Lui non ha mai risposto, ma non ha mai neanche letto il messaggio, e mi sono sempre chiesto come mai. Forse ho detto sarà impegnato, molto impegnato, troppo impegnato. Può capitare, naturalmente capita anche a me che mi scrivete, magari il vostro messaggio finisce in fondo perché nel frattempo ne arrivano tantissimi e non si riesce mai a leggere. Però uno che fa l'europarlamentare della Lega, del partito che vive praticamente dove sei anche tu, in via Bellerio, e questa è la radio non ufficialmente, ma l'avete capito, della Lega, del centrodestra, di questo agglomerato politico che cerca di trovare una via per una buona politica, e quello non ti legge e non ti dice neanche grazie, mi aveva fatto un certo sentiment. Poi ho cambiato idea quando l'ho visto a Pontida la scorsa estate, e questa scorsa appena passata estate, e che ci è venuto a trovare allo stand di Radio Libertà, e si è fermato, ma quanto? 1 ora, forse 2 ore. Non se n'è andato finché non ha finito di firmare tutti gli autografi. Allora ho cambiato idea, perché sembrava il generale Vannacci veramente uno di noi. In più ha detto quella famosa frasettina a Pontida che ci è rimasta nel cuore: se avevamo mai dei dubbi,
e ci è rimasta nel cuore questa frasettina. Francesco, buongiorno, tira sul cursore, sentiamo la famosa frasettina che viene ripresa poi anche da molti titoli in prima pagina di Roberto Vannacci a oggi Pontida. sono qua. Chi l'avrebbe detto 2 mesi fa, 3 mesi fa? Non li sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi. Io oggi sono qua. Chi l'avrebbe detto 2 mesi fa, 3 mesi fa? Non li sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No signori, sono qua. Io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. Io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. Questa è una frase brutta che fa sensazione, anche perché siamo veramente in un mondo dove non ci si fida più di nessuno, si arriva a casa, ci si blinda in casa e si mette l'allarme, ma anche di chi incontri non ti fidi più. Se qualcuno ti fa una domanda per strada, lo eviti, scappi via, hai paura che sia un tranello, che tiri fuori il coltello, non ci si può più fidare neanche a mandare i propri figli a scuola, perché il luogo che dovrebbe essere il luogo più sicuro nasconde un coltello, o meglio un macete nello zaino. 340-6709-659, oggi rassegna stampa particolare, perché tra pochissimo inizierò a leggere i vostri WhatsApp, un WhatsApp per il generale Vannacci. Scrivete subito al 340-6709-659, non si vince assolutamente nulla se non il fatto che il vostro WhatsApp arriverà al generale Vannacci, che magari non lo leggerà. Visto quello che vi ho detto, non lo so, o forse magari oggi sì, a differenza degli altri giorni. Si scherza, naturalmente, lo ricordiamo, non vogliamo che si offenda nessuno, non vogliamo che nessuno si arrabbi, anche se siamo un parecchio arrabbiati noi della Lega, deluso ed amareggiato, così ha dichiarato Matteo Salvini. E se il Corriere le insci, posso dirvi che Repubblica subito dice che la colpa di chi è? È di Salvini. È di Salvini che lo ha fatto entrare, lo ha fatto diventare vice segretario e tutto quanto, e quindi non si parla ancora di dimissioni di Salvini. Che strano, come mai? Aspettano domani le solite cazzate. Vannacci dà l'addio alla Lega, Salvini un traditore come Fini, e questa è l'apertura del Corriere della Sera a pagina 2, e appunto devo dire che il Corriere è quello che forse ne parla di più, insieme anche in buona compagnia di Repubblica, mentre altri quotidiani di centrodestra sì ne parlano, ma in maniera più svolazzante. Subito la nota di Massimo Franco, una rottura che si proietta sull'intera maggioranza. E qui dobbiamo cercare di capire, perché il fatto che Vannacci sia uscito dalla Lega è ininfluente dal punto di vista parlamentare, perché è un generale senza la truppa, è veramente solo soletto, o se ci fosse questa truppa sarebbe una misera truppa, modello fotografia con lo striscione in mano quando c'è stato un voto contrario, e in questo caso so che molti di voi comunque la pensavate così, per gli aiuti a Kiev e anche per altre argomentazioni. Poi insomma Vannacci abbiamo fatto squadra con lui anche sul Mercosur e su tante situazioni che non ci andavano. Là erano forse in 3 o 4 a sorreggere quello striscione, quindi non so quanto possa valere in termini parlamentari. Sappiamo però che potrebbe creare un certo fastidio e soprattutto potrebbe creare un certo sorriso nel centro-sinistra. Scrive Massimo Franco oggi sul Corriere: la domanda è se lo strappo del generale Roberto Vannacci certifichi solo la rottura della Lega o dell'intera destra. È un interrogativo al quale si potrà dare risposta solo nei prossimi mesi. Il dato di fatto, tuttavia, è che per la prima volta da quando si è formato il governo di Giorgia Meloni, sentite, un frammento si stacca. Qualcun altro ci va anche giù più pesante oggi, dicendo che è la prima volta che il
centrodestra si spacca. Sì, c'è stata la storia di Fini che ci siamo tutti dimenticati, però quella frase "che fai mi cacci" effettivamente la dicevamo in questi giorni pensando: ma cos'è, il generale Vannacci aspetta questo, di essere cacciato? Vedremo. Intanto, finora, unico in Europa, l'esecutivo aveva tenuto contro europeisti e anti-europeisti, l'esecutivo italiano, membro del PPE come Forza Italia, dei conservatori come Fratelli d'Italia, dei patrioti d'Europa come la Lega, si era rimasti insieme ugualmente. Lo scarto di Vannacci, uno dei più filorussi e anti-UE del Carroccio, certifica un addio spregiudicato e sospetto. E per quanto appaia una decisione solitaria, preoccupa sia simbolicamente sia per le ripercussioni elettorali. Il tema non riguarda solo il partito di Matteo Salvini, che ieri si è dichiarato deluso dal vice segretario, tanto più che era una sua creatura e aveva minimizzato il problema. La scheggia di Futuro Nazionale, come Vannacci ha chiamato il movimento, con tricolore camuffato da ali nel simbolo, e vedremo se rimarrà questo simbolo oppure no, perché c'è qualche problemino, mi sa, di copyright, sarà certamente un corpo estraneo per la Lega. Così lo ha definito l'ex governatore del Veneto Luca Zaia, uno dei suoi avversari, e oggi qualche giornale dice che Luca Zaia potrebbe essere il prossimo vice segretario federale. Che ne pensate? Lo facciamo subito, vice segretario federale della Lega Luca Zaia, in attesa di qualcos'altro, perché no? E i vertici del partito del Nord, come con la D finale, Nord, con la T finale, hanno preso atto della rottura quasi con sollievo, senza neppure marcare le responsabilità politiche di Salvini. Rimane da capire se non possa diventare una sponda, per quanto scivolosa e ingannevole, per altri settori dell'elettorato. Lo è per la Lega, alla quale aveva portato in dote alle europee del 2024 500.000 di voti. Ma potrebbe esserlo per il partito della Premier, che ha sempre osservato con un filo di inquietudine le frange estremiste e nostalgiche e sa che la scelta di appoggiare con coerenza l'Ucraina insieme con l'Unione Europea contro la Russia di Vladimir Putin suscita qualche sofferenza nel radicalismo di destra. Non è un caso che a livello europeo la maggior parte delle formazioni populiste attratte da Donald Trump e da Putin militino tra i patrioti d'Europa. Ma Vannacci non farà parte nemmeno di quel gruppo. Non è da escludersi che lo strappo punti ad attrarre qualche pezzo dell'astensionismo del Movimento 5 Stelle, signori. Gli sfigati che sono sicuri di non essere rieletti, o sfigati in senso buono, potrebbero andare con Vannacci. L'ambizione di sfondare elettoralmente la tesi di un'Italia polveriera pronta a deflagrare l'appello alla vera destra sono sfide all'intera maggioranza. Francesco Giubilei, il giovane fondatore di Nazione Futura vicino a Fratelli d'Italia, definisce il generale un traditore che aiuterebbe la sinistra e gli ha fregato il simbolo. La tentazione del governo di alzare la soglia d'ingresso in Parlamento al 4% gli viene definita clausola anti-Vannacci, ma l'ex generale, che diventa uno spauracchio, segnala le contraddizioni irrisolte della destra italiana. Capito, mi hai? Ci sono contraddizioni irrisolte. Più che contraddizioni, io segnalo che la destra potrebbe fare molto di più, la destra italiana, il centrodestra. Questo governo è di centrodestra, non è di destra, Sammy Varin, e parli come i comunisti, e che cavolo, potrebbe fare molto di più. E questo è il pungolo quotidiano della Lega, che viene però fermato e avvolto in uno straccio così da non far male da Forza Italia e dalla stessa Fratelli d'Italia. Vedi pacchetto sicurezza. Abbiamo delle idee belle toste, delle proposte incredibili inserite nel pacchetto sicurezza. Avete visto addirittura Consiglio dei Ministri rimandato a domani, perché bisogna limarlo, esaminarlo, se c'è qualche parte troppo appuntita è meglio tirarla giù la punta, e ci vuole il coso, quello che per la matita, proprio quello.
Ci fermiamo, sono le 8. Buongiorno da Sammy Varin. Sul Corriere oggi c'è anche l'intervista a Luca Zaia, che chiaramente vi leggerò tra pochissimo, ma lo dico per tutti i curiosi, quelli che stanno inviando WhatsApp al generale Vannacci, scrivete al 340 6709 659 il vostro messaggio per il generale, io tra poco li leggo e glieli mando. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Finisce così, ma ce ne sono tante versioni e ogni mattina ve ne sto facendo ascoltare una diversa. La fantasia italiana, questa è la main team di Dardust. Lui è Dario Faini, classe 1976, uno dei musicisti più innovativi e influenti della scena contemporanea. Sabato scorso era al Teatro Dal Verme di Milano e accompagnerà la serata dei duetti del Festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta, ma soprattutto questa appunto è la canzone dei nostri giorni futuri, a partire da venerdì, delle Olimpiadi. Eccole lì, con i letti veri, non di cartone. Questa è una notizia. Buongiorno da Sammy Varin. Sì, i vostri WhatsApp al 340 6709 659 che io poi girerò al generale Vannacci.
Giulio De Capitani è un amico, oltre che essere uno storico leghista. Avevo sentito Vannacci prima che entrasse in politica. Gran parte di quello che diceva non mi trovava contrario. L'ho risentito pochi mesi fa sul pratone di Pontida assicurare che lui fosse un uomo d'onore che mantiene la parola data. Sono molto deluso della sua scelta perché ritengo che abbia preso in giro persone in buona fede. È vero, anche io, Sammy Varin, mi sento preso in giro. E tu dici che sì, siamo in tanti che ti prendono in giro, anche tua moglie probabilmente. No, ma nel senso che ci abbiamo creduto e mi aspetto che lasci libero il posto in Europa. Ah, quello sì, anche perché è ben retribuito e soprattutto lui ha fatto della Lega un taxi senza pagarlo. Non ha mai sborsato una lira per la Lega, cosa non obbligatoria, ma certamente molto auspicata da ogni rappresentante della Lega in Europa e in Parlamento. Vedo ora gente che se la prende con Matteo Salvini, dimentichi chi ha salvato la Lega dalla sparizione, passi per quelli che lo criticavano non tanto per aver accolto Vannacci, ma soprattutto per essere rimasti senza poltrona o perché depositari del vero leghismo. Mi piacciono invece molto meno quelli che ancora dentro la Lega, magari in ruoli importanti, soprattutto grazie a Salvini, gioiscono dietro i loro "io lo avevo detto prima". Comunque di fuoriusciti, finiti nel dimenticatoio, ne ho conosciuti parecchi e non sarà Vannacci a farmi cambiare idea e la fiducia in Matteo. Forza Lega sempre! Questo era Giulio De Capitani, che salutiamo caramente, ma tra i big più o meno conosciuti di oggi, di ieri della Lega, c'è anche Max Ferrari, storico direttore di Telepadania. Non vedo drammi, scrive Max Ferrari, meglio un buon divorzio che un matrimonio che non funziona più. Non vedo grandi rischi per la Lega, casomai per la destrella amica di Elli. Di Vannacci mi piaceva la ripresa forte di tematiche borgheziane, è vero, di Borghezio, e salutiamo anche lui caramente, che si erano andate assopendo, ma onestamente, essendo io un lombardo austriacante reo confesso, scrive Max Ferrari, non gradivo gli eccessi tricolori e la retorica greco-romana, neanche io. Il mio mondo è quello asburgico, lo sguardo va a Vienna, a Visegrad, non certo a Roma, che oggi ancor più di ieri opprime le nostre lande e invia milioni di predoni del deserto. Ciò detto, mi aspetto che si rilanci il nordismo coniugato col padroni a casa nostra, che significa föra di balle e stop invasione. Alternative non ne vedo e il tempo sta scadendo. Così Max Ferrari sui social e vediamo che cosa scrivono i nostri ascoltatori. Ragazzi, fai vedere un po' quanti WhatsApp che sono arrivati. Quelli in verde sono quelli che non ho ancora letto. Guarda un po', decine e decine di WhatsApp al 340 6709 659 per inviare un messaggio al generale Vannacci. Buongiorno Sammy, traditore, l'unica parola che mi viene in mente. Finalmente i fascisti se ne sono andati. Adesso fuori dalle balle anche il leccaculo. Perché non chiedere cosa diverte a Salvini? Sarebbero solo insulti. Non ho capito cosa diverte a Salvini, ma lascia stare. Io gli direi, se incontrassi il generale Vannacci, non fare stupidate, torna con la Lega, ma credo sia troppo tardi. Roberto dalla Brianza. Sì, la cosa interessante sarebbe poi di vedere quelli che sono usciti perché è entrato Vannacci, che cosa faranno adesso? Sleale omincolo e quacquaracquà mezzo uomo. Ominicchio, scrive qualcun altro. Buongiorno Sammy, sei un mito. Vannacci Giuda si è venduto per 30 voti. Gabri da Brescia, un po' di più di 30, un 500.000, però no, soprattutto ribadisco, ha preso in giro tutti noi che ci siamo fidati in buona fede, cioè già oggigiorno è veramente difficile fidarsi dei politici. Noi che portiamo avanti quella che speriamo sia buona politica e ci vediamo prendere non posso dire inculata, sì dai, diciamolo, i bambini sono a scuola, del genere, sai com'è. Ciao Sammy, che brutta persona, e come Tosi
Scusate, mi sto grattando. Ogni volta che mi citate Tosi, adesso mi succederà anche con Vannacci. Ogni volta che dico Vannacci mi verrà da grattarmi. E come Tosi, i traditori faranno una brutta fine. Ma no, Giorgio Dauristano, lo amiamo Tosi. Non ha fatto una brutta fine, ma non ha fatto nessuna fine. E sappiamo bene che chi esce dalla Lega, purtroppo per lui, dispiace umanamente perché sono persone che se ne sono andate dalla Lega a cui voglio bene, però non sono approdate assolutamente a nulla e stanno lì a fare i cani che fanno bau bau. Buongiorno Sammy, Luca dalla provincia di Brescia. Ma di chi è la colpa? C'è stato un tempo con regole chiare per entrare in Lega Nord, 2 anni da sostenitore, lavorando con la sezione tra gazebi, presidi, manifestazioni eccetera, poi la richiesta di militanza, ovviamente valutata dal provinciale. Vannacci quanta militanza ha fatto? Che legami aveva con il suo territorio? Ha scritto un libro, ha fatto parlare di sé ed è stato sufficiente per Salvini. Non fate sceneggiate, chi è causa del suo mal pianga se stesso. E siamo un po' tutti causa di questo male, attenzione, allora dovrei anch'io ritirarmi in pensione anticipata perché io ci ho creduto in Vannacci. Secondo me sfiorava delle corde che difficilmente la Lega riesce a sfiorare, e senza utilizzare naturalmente il famoso pesce in Parlamento o tirando fuori la scarpa e battendola sul tavolo. A Vannacci cosa ci vuoi dire? Auguri! Secondo me è classicamente militare che non ha capito cosa vuol dire fare il politico. Auguri, scrive Erminio. Caro Sammy col cuoricino, sono leghista e morirò leghista, ma la mia Lega spesso mi delude. Capisco che a tutti contro, Mattarella, i giudici sinistroidi, ma in dire manifestazioni mirate contro questi continui sbarchi, proteste contro i Maranza, che sforzo i gazebi, ma Vannacci e Salvini insieme avrebbero fatto la storia. Peccato, ci scrive Graziella. Più che di un tradimento da parte del generale Vannacci, parlerei di un tradimento della destra, Lega compresa, per non avere mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale. Alfonso da Pordenone, posso essere parzialmente d'accordo con te, perché quello che dicevo, quello che potrà fare Vannacci adesso da fuori è criticare ogni scelta troppo svolazzante del governo. Il pugno duro che ci vorrebbe in questo momento è stato evocato anche un pochettino da Piantedosi ieri nella sua chiacchierata, e non si riesce a farlo. Ma perché non si riesce a farlo? Perché da una parte c'è il centrodestra da mettere d'accordo, dall'altra c'è il famoso Colle lassù sull'ermo Colle che ci guarda. E ora la remigrazione che ci piace, che fine farà? Scrive Maurizio. Penso che la si porti avanti. Assolutamente sì, anche se il referendum non è stato progettato dalla Lega, ma siamo stati noi i primi a parlare ufficialmente di remigrazione su queste frequenze. Buongiorno a tutti, il problema non è Vannacci che se ne va, perché come ha detto Zaia è un corpo estraneo, bensì chi, forse ingenuamente, lo ha messo lì nonostante il parere contrario di molti elementi radicati della Lega. Lascio a voi sottintesi il filosofo Mauro. Buongiorno Sammy, la Lega rimane e rimarrà senza dubbio un partito forte e determinante nella scena politica nazionale, anche senza Vannacci. Al momento su questa vicenda mi viene da pensare: e se il partito che verrà di Vannacci creerà quello spazio politico alternativo all'alleanza con l'ambigua Forza Italia? Questa è fantapolitica, ci rialleiamo con il partito di Vannacci, sperando che prenda più del 2%, e lo sostituiamo con Forza Italia. Non mi tentare, ti prego. Credo che per la prima volta dall'88 non voterò la Lega. Questo unico messaggio di questo tipo. Quindi qualcuno non l'ha voluta votare perché è entrato Vannacci, adesso non la vota perché ne è uscito. Grande figura di M di Salvini, dimissioni subito, Berghem nazione. Secondo me l'uscita di Vannacci rinforza il governo, non il contrario, ma anche secondo me rafforza la Lega proprio perché era un corpo estraneo, te l'ho detto, diceva cose che non c'entrano con la Lega, alcune cose sicuramente, e soprattutto pare che non fosse riuscito a impararla quella famosa parolina che piace tanto a me e anche a voi. Ripetiamola insieme:
autonomia. Anche voi a casa in coro. Autonomia. E il generale Vannacci balbettava su questa parola, forse una volta l'ha detta, ma poi se n'è subito dimenticata. E questa cosa a me non è mai andata giù. Buona giornata, solo i veri leghisti non mollano mai. Teniamo duro. Pasquale da Berghem. Zaia su Radio 24, il problema della Lega è quella spia del PD Veneto. Fuori Zaia, Mattia da Padova. Non l'ho capita, ma va benissimo. Sì. Va bene anche l'audio. Dai, sentiamo un audio, poi ricomincio con i giornali, ragazzi. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Io direi di guardare avanti, di non star lì a guardare indietro. Vannacci, tra parte cosa ci ha portato? Quali sono le sue proposte di Vannacci? Io non ne ho capita neanche, non lo so, non mi ricordo neanche una. E che non si intesti però le iniziative, le proposte della Lega. Non pensi di fare come la remigrazione, quella è stata la proposta, l'idea della Lega. Poi vorrei anche domandarmi su questo, ma adesso che l'hanno cacciato fuori dai patrioti in Europa, lui dove andrà? Cosa farà? Andrà con i conservatori della Meloni, che loro hanno votato la Meloni sempre, o con i socialisti come con Tajani, perché loro hanno votato a favore del Mercosur, a favore sempre di mandare armi all'Ucraina. Non lo so dove si collocherà. A me non è che mi interessa molto. Poi un'ultima cosa, mi dispiace molto per Ziello, mi dispiace questo ragazzo che insomma lo reputavo molto diciamo di equilibrato, di buon senso, si è lasciato accalappiare così, ammagliare da Vannacci. Mi sembra quello che mi spiace molto. Cercate ancora di recuperarlo se è possibile. Buona giornata, grazie. Grazie cara, interessante, critico sì, ma non con Nesquik. No, nel senso che adesso ci sarà qualcuno che si fiderà ancora di Vannacci? E quale gruppo potrebbe mai ospitarlo? Cioè uno lo vede e dice Vannacci no, va bene, un'altra volta. E per quanto riguarda gli altri deputati o anche senatori, oddio, anche Claudio Borghi Aquilini, insomma, a volte con Vannacci c'è andata sì, se ne vanno tutti quanti. No, per il momento non se ne va proprio nessuno, anche se ci sono sospetti su Ziello, su Sasso, su Fugiuele, tutti personaggi molto forti, molto tosti. Personalmente io li ammiro anche perché sono stati coraggiosi a dire cose potenti sull'argomento gender, ad esempio. Però ragazzi, quello che penso io è che la Lega è la Lega, cioè la Lega cammina da sola. Noi facciamo da altoparlante alla Lega e deputati, senatori, consiglieri regionali, comunali portano avanti le idee della Lega, che poi sono le vostre proteste che per decenni ci avete confidato in diretta a questi microfoni. Le vostre proteste sono diventate proposte in questi anni. E il consigliere comunale, regionale, il deputato, il senatore, l'europarlamentare non fa altro che amplificarle e metterle lì sul tavolo per essere discusse, e molte di queste sono diventate leggi. Per cui se non lo fa uno, lo fa un altro, sinceramente. Che ne pensate? Il vostro messaggio per Vannacci me lo spedite? 340 6709 659, un WhatsApp per Vannacci. Questo è il titolo. Sì, dai, non voglio dare consigli al decano dei cronisti Gabriele Moroni che ci sta ascoltando, però un WhatsApp per Vannacci ci potrebbe stare. Cari ascoltatori, se lo inviate al 340 6709 659, noi naturalmente glielo inviamo e chissà mai che lo leggerà. Luca Zaia, beh sì, che ci fa Luca Zaia?
e potrebbe essere il prossimo vice segretario della Lega. Anche qui altra domandina piccolina piccolina: se foste Matteo Salvini che fareste? Io lo farei subito, immediatamente, ma magari c'è qualcos'altro in serbo per il grandissimo Luca Zaia, anche perché al momento un lavoro ufficiale non ce l'ha. 340 6709 659 per dire la vostra. Solo Radio Libertà vi dà questa opportunità. Trallallero, trallallà. Ecco Luca Zaia. Gli abbiamo aperto il partito come se fosse un principe. Questo ci servirà da lezione. Zaia, certo che deve lasciare il Parlamento UE, e lì con i nostri voti. Capisco Matteo, Salvini ci ha creduto e si è fidato, scrive Marco Cremonesi oggi sul Corriere, ma ora dobbiamo girare la pagina. Va detto, Luca Zaia ha sempre espresso chiaramente tutte le sue riserve riguardo a Roberto Vannacci. Non solo lui, ricordiamo una certa freddezza sui palchi, non solo a Pontida verso il generale Vannacci, freddezza che non è stata però ricambiata dal popolo della Lega, che lo ha abbracciato caldamente. Lo ricordo ancora una volta allo stand di Radio Libertà la scorsa estate, centinaia e centinaia di persone, e lui ha abbracciato il popolo della Lega, stando con noi, bevendo una birra, abbracciando tanta gente. E te l'ho detto, cose che fanno pensare, soprattutto quando uno dà la propria parola, dicendo no, la Lega non sarà un taxi, invece siamo stati un taxi, ripeto, senza essere ripagati, e non ha lasciato una lira alla Lega in questi anni. Ieri però anche lui non era per nulla soddisfatto dell'epilogo della vicenda con l'uscita del generale dalla Lega, scrive e oggi Cremonesi intervistando Luca Zaia sul Corriere. Il segretario si è detto deluso e amareggiato, e appunto lo capisco. Ha fatto bene anche a ripubblicare il video di Vannacci a Pontida, ve lo abbiamo trasmesso, in cui il generale diceva di credere nella parola data e nell'onore. Guarda che per uno che ha fatto il militare, e soprattutto per uno magari che lo ha fatto nei paracadutisti, queste sono parole pesanti, la parola data e nell'onore. Anche per certi alti che ci ascoltano da altre latitudini, dal centro, dal sud, l'onore è una cosa ancora importante. Per noi del nord siamo diventati delle schifezze ambulanti, siamo senza onore. No, ce l'abbiamo anche noi, però sono parole che, appunto, chissà mai che rilancino magari l'onore. Oddio, non vogliamo mica essere come Renzi, che dice una cosa e non la fa, però lui non aveva tirato fuori l'onore, la parola data, o forse sì. Fino a pochi giorni fa ha sempre detto che sarebbe rimasto nel partito, e se Matteo si sente deluso e amareggiato, io ci aggiungerei anche che è stato tradito, perché è innegabile che a Roberto Vannacci abbiamo spalancato le porte del partito come mai era accaduto con nessuno. Sì, forse mi ricordo Umberto Bossi quando lanciò qualcuno in Parlamento, e noi ci siamo guardati per dire questo da dove arriva, e poi anche quel qualcuno a cui vogliamo bene non ha fatto una fine importante. Salvini ha dimostrato di essere inclusivo e corretto nell'ottica della perfetta ospitalità, per cui l'obiettivo è il far sentire l'ospite come un principe. Sembra in arrivo un ma questa correttezza è stata mal ripagata. Strada facendo ci siamo trovati a dover rispondere a continue provocazioni e anche ad affermazioni che non erano per nulla in linea con la Lega Pensiero, così come già era stato espresso pubblicamente. C'è stata una premeditazione. Del resto Vannacci ha annunciato la sua scelta con un video che non credo possa essere stato fatto in un quarto d'ora. Qua mi fermo, ragazzi, ma l'intervista con Luca Zaia è interessante sul quotidiano Il Corriere, che poi prosegue oggi paginoni e paginoni. Oh signor, sarete obbligati a comprare il Corriere? No, sia mai. C'è anche il retroscena. Lunedì il faccia a faccia, il tentativo di frenarlo. Poi il leader dice ai suoi: lui è una parentesi. Vero? Forse la dobbiamo vedere anche noi della Lega come una parentesi. C'è stata una parentesi, magari con dentro anche il punto esclamativo, e ci è piaciuto il punto esclamativo. Ora però bisogna andare avanti tornando pancia a terra a quella che è la Lega vera. I sorrisi di chi lo voleva fuori. Fedriga, giorno di festa, e ci sono i vari pensieri dei tanti rappresentanti della Lega.
Ancora, nella pagina successiva, siamo sul Corriere della Sera, pagina 4, ho un sogno e ora vado lontano, il piano per il 2027 in Europa verso AfD. La campagna, eventi per la raccolta fondi e un maniero in Piemonte per il centro studi. I rischi sul marchio. Cesare Zapperi. Ve ne leggo solo qualche riga perché so quanto vi possa interessare il futuro del generale Vannacci. Proseguo la mia strada da solo e vado lontano. Ho deciso di tirare dritto Roberto Vannacci usando un'espressione più rotonda ma non meno netta di una celebre affermazione di quel passato che tante volte è tornato nelle sue evocative esternazioni pubbliche. Il deputato europeo lascia la Lega perché ha un programma ambizioso per l'Italia, farla tornare un paese sovrano, libero, sicuro, sviluppato, prospero, esclusivo. E già stasera a Modena, nella sala di un albergo sold out da settimane, farà la sua prima uscita pubblica per presentare ufficialmente il suo manifesto. Il paziente lavorio da mesi sta arrivando a compimento, un simbolo contestato, un manifesto, un centro studi ubicato nel castello di Castellar Ponzano nell'Alessandrino e gli iscritti ai team Vannacci nati sui territori da trasbordare nel nuovo partito, con vista sulle politiche del 2027. Nell'ottobre 2024, dal palco della sua prima Pontida, sbeffeggiava chi ipotizzava una sua discesa dal carroccio. Io ci credo nella parola data e nell'onore. Ora però scioglie motu proprio quel patto che Matteo Salvini aveva voluto istituzionalizzare affidandogli l'incarico da vice segretario con mugugni furibondi di molti dei suoi per proclamarsi unico interprete di una politica coerente e alternativa al sistema di cui accusa di far parte senza dirlo esplicitamente anche la Lega. Amo la mia patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. A chi mai si riferirà? A voi elettori, siete degli inciuci, secondo lui? Un riferimento nemmeno troppo larvato al voto positivo che i leghisti hanno dato al decreto per gli aiuti all'Ucraina. Vedete che si comincia dal di fuori ad abbaiare verso qualunque scelta troppo morbida di questo governo, che è il motivo anche per cui la Lega esiste in questo governo, per fare sì che non ci siano scelte morbide che non servono assolutamente a nulla. Proprio il voto contrario dei due deputati Rossano Sasso e Edoardo Ziello, vicinissimi al generale, è stata l'ultima provocazione che ha portato alla rottura definitiva, di cui un violento colpo d'acceleratore. Qua mi fermo, ma naturalmente sul Corriere oggi paginoni su Roberto Vannacci, con anche il racconto di Fabrizio Roncone, il best seller scorretto, la Lega usata come taxi, storia di un'ambizione, quella festa a Roma in cui tutto iniziò. Chiaramente ringraziando Repubblica, che è stata colei che ha scoperto casualmente quel libretto scritto in proprio da un ex generale. La cautela e i calcoli nel governo, il timore del nemico a destra, altro paginone al finis più sul Corriere della Sera. Le prime ipotesi dei sondaggisti: da solo il generale Vannacci vale dal 2 al 4,5%. Chissà perché nessuno ha ancora parlato, nessuno ha scritto un altro nome. Posso dirlo? Rizzo. Non vi è venuto in mente Rizzo in questi minuti? Cioè, Rizzo è andato a braccetto con il generale Vannacci per mesi la scorsa estate. Ha detto e dice cose che lo amiamo, ci piace molto ascoltarlo e molte volte l'ho invitato a questa rassegna stampa, ma chissà perché non è mai venuto, così come il generale Vannacci non rispondeva ai miei messaggi WhatsApp. Non è che poi si forma questa accoppiata sicuramente esplodente, esplosiva, cortocircuitiva, se volete, tra Rizzo, che rappresenta un ex sinistra, ma che non è più sinistra, e Vannacci, che rappresenta un ex destra, ma che non è più quella destra. Sto dicendo cazzate, ditemelo, vi prego. 340 67 09 659. Continuate a scrivere i vostri WhatsApp per
il generale Vannacci, poi l'inviamo 340 6709 659. Condividete questa rassegna stampa che si trova sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ma anche cercando Radio Libertà. Condividetela parenti o amici, perché anche se ci sentite non in diretta, questi messaggi devono arrivare per tutto il giorno al 340 6709 659, poi li inviamo come non mai al generale Vannacci. Che faccio? Mi devo fermare tra poco. Resto ancora per un istante sul Corriere, perché nella pagina successiva a quella di Vannacci c'è anche l'intervista a Giuseppe Conte, che magari pure lui è un po' preoccupato, perché questi 5 Stelle che non sono riusciti a fare molto e che adesso hanno paura di non essere più rieletti, e tra questi ce ne potrebbero essere tanti che andranno con il generale. Questo governo fa propaganda sulle divise, lo scudo per gli agenti è solo una presa in giro. Così quest'oggi Giuseppe Conte sul quotidiano Il Corriere. Solo un trafiletto, ma giustamente merita: l'ex leghista shock sul pestaggio. Pallottole in testa agli aggressori. Si parla naturalmente di quello che è successo con Askatasuna durante la manifestazione, il pestaggio del poliziotto. Si voleva risolvere tutto quanto con una pallottola in testa per gli aggressori. La soluzione giusta e equilibrata è sparare una pallottola a cada uno, piantata nel cervello, contro chi ha aggredito sabato scorso gli agenti di polizia alla manifestazione di Torino. A lanciare la frase shock è Luigi Felicioni, commissario della Lega Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, l'esponente del Carroccio che ha detto di essersi dimesso dalla Lega Abruzzo proprio il 31 gennaio scorso in concomitanza con gli scontri di Torino, quindi prima si è dimesso e poi ha detto la frase, ha scritto le sue frasi su Facebook e poi le ha confermate con un video sempre sui social, un video in cui il politico abruzzese ribadisce la sua posizione e chiarisce di aver commentato a titolo personale, ribadendo di essere una persona ovviamente pacifica, democratica e che comunque non risponde di nessun porto d'armi nella sua vita. Sì, anche quelli che hanno menato il poliziotto erano tutti bravi ragazzi, questa è un'altra frase che risuona ogni volta che succede qualcosa di grave, ma è un bravo ragazzo, salutava sempre. Comunque, scherziamo, Luigi Felicioni, quindi ex leghista, anche lui uscito dalla Lega, chissà come mai, dopo aver sparato una roba pazzesca, sicuramente sfiora per un attimo anche il nostro pensiero, che abbiamo pensato che se quel poliziotto tirava fuori la pistola e gli sparava avrebbe fatto bene. Sì, ma poi chi fine avrebbe fatto? Non l'assalitore ma il poliziotto? Punto di domanda. Restate lì, signore e signori, oggi rassegna stampa ricca, amici ficca. Richiedete la vostra sensazione al vostro cervello più forte di questa mattina, richiedetela al vostro cervellino e inviate un whatsappino 340 6709 659 di che umore siete dopo che il generale Vannacci ha lasciato la Lega. Che cosa direste al generale Vannacci se oggi lo doveste incontrare per strada? Tra poco i vostri messaggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata all'insegna del maltempo su buona parte del nostro paese, ancora influenzato da flussi perturbati atlantici. Al mattino precipitazioni su quasi tutte le regioni peninsulari, a carattere nevoso al di sopra dei 1000 metri di quota sulle Alpi. Andrà un po' meglio quasi esclusivamente sulle due isole maggiori. Nel pomeriggio ancora tante piogge da nord a sud, seppur più irregolari e maggiormente probabili sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo.
è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo prezzo vecchio, quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Mostri passano lenti come ricordi, prendono a pugni l'indifferenza di una giornata stanca. Senti come suonano i sentimenti dentro una gabbia di storie tristi e piccoli intermezzi persi. E allora corri, 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 rotoliamo a terra, ci scambiamo le speranze. Regalami una giornata a piedi nudi sulla sabbia, respirare l'aria di mare. E lascia scivolare le paure dietro la schiena, sotto la pelle, sotto le ossa. E mentre aspetto che mi passi questa malinconia, tu mettiti gli occhiali da sole e portami via. Passi lenti e incerti dentro ai momenti che sigillato nelle notti insonni, amore mio, perché non dormi? Senti come scappano i sentimenti, li ho presi a calci per non guardarli in faccia e non sentire più quel vuoto nella pancia. Regalami una giornata a piedi nudi sulla sabbia, respirare l'aria di mare. E lascia scivolare le paure dietro la schiena, sotto la pelle, sotto le ossa. E mentre aspetto che mi passi questa malinconia, tu mettiti gli occhiali che sole portami via.
Interessante anche questo pezzo, sono sempre artisti indipendenti sconosciuti alle grosse e grasse radio. Lei è Susanna Biollo, il pezzo è Dietro la schiena, liberarsi dalla malinconia, dei ricordi difficili che diventano pesi, mostri, ritrovare la leggerezza e la gioia. Un po' quello che vi auguro a voi che quest'oggi siete un po' demoralizzati perché se n'è andato il generale Vannacci dalla Lega e quindi dal centrodestra. Che farà mai? Che effetto ci sarà mai? L'effetto Vannacci arriverà? Scrivete un WhatsApp al generale Vannacci 340 6709 659, noi poi glielo recapitiamo. Mi spiace per Salvini che ci ha creduto, ma credo che l'unico che perderà ogni visibilità sarà Vannacci e il tempo ci darà ragione. La Lega non perderà un voto e l'uscita del generale sarà ininfluente. Salvini adesso dovrebbe dare più visibilità a persone serie che sono nella Lega da sempre e sono sempre state fedeli. Vero, io personalmente non ho votato Vannacci alle europee, ho votato il territorio, ho votato i tanti leghisti in cui credevo e che conoscevo da anni e che si sono dati da fare da anni per la Lega, per fare da altoparlante alle buone idee della Lega. Basta inserire e gratificare gente arrivata all'ultimo minuto. Lasciamolo fare alla sinistra. Noi dobbiamo essere diversi e dimostrarlo, ci scrive Carla. Ma c'è anche Lorenzo da Como. Ciao Sammy, la candidatura di Vannacci non mi ha mai entusiasmato. Altrettanto indifferente mi lascia la sua fuoriuscita dalla Lega. Ora non potrà che raccattare seguaci del suo stesso stampo. Volta gabbana e approfittatori, vogliosi solo di poltrone in Parlamento. Buona giornata. Interessante Lorenzo, te l'ho detto, la sensazione che molti avranno quando passerà Vannacci è: ma c'è da fidarsi a dargli la mano? Se quello ti fa una promessa ma dice ci credo e come, la sensazione potrebbe essere questa. Torniamo tra pochissimo ai vostri WhatsApp. Chiaramente, se mi avete acceso solo adesso, ricordate che sul sito radiolibertà.net dopo le 9:30 troverete la rassegna stampa e potrete riascoltarla con decine e decine di messaggi che stanno tuttora arrivando e che verranno letti nel corso di questa rassegna stampa fino alle 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, perché te l'ho detto, tutti questi WhatsApp poi glieli facciamo avere al generale. Sul Corriere, devo dire, fanno capolino anche su altri giornaloni le notizie sulle Olimpiadi, signori. Dai, ormai ci siamo, mancano 2 giorni, vedremo se alle 9 questa mattina avremo il sottosegretario Alessandro Morelli, che ieri è stato a Cernobbio, è passata la fiamma olimpica anche lì, ma anche in Brianza, ne parliamo tra poco. Il Corriere dedica tanti paginoni alle Olimpiadi con la vita del villaggio, pizza e pasta funzionano più della geopolitica. La mega mensa propone 3.400 pasti ogni giorno e si mangia anche di notte. Faccela vedere questa pagina, guarda che roba, si mangia anche di notte. 6 le palazzine per gli atleti, nella 3 vivono gli azzurri, alle finestre dei cinesi spunta un panda che saluta i passanti, USA e Canada sono distanti. Ecco il paginone sul Corriere e la casa degli atleti in questo villaggio olimpico. E te l'ho detto, alcuni sono rimasti a bocca aperta vedendo un letto vero e non di cartone come da altre parti. Giro le pagine sul Corriere e altro argomento secondo me importante, sviscero per un attimo, svish, la famiglia nel bosco. Gli psichiatri dicono: bimbi a casa, ma monitorati. Chieti gli esperti, ricongiungimento necessario. I servizi sociali dicono madre riluttante alle regole. Insomma, il parere è destinato a pesare nella lunga querela tra i 3 baioni e le istituzioni. È stato depositato 3 giorni fa. Dopo un incontro approfondito con i bimbi, l'equipe dei psichiatri delle ASL Lanciano Bastochieti scrivono parole inequivocabili in favore del ricongiungimento della famiglia nel bosco. Indispensabile, si legge nella relazione, favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami
legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini, nell'ottica di una necessaria condivisione con la famiglia degli obiettivi didattici e di adattamento alla collettività tra pari e di scelte per il benessere dei minori. In poche parole, abbiamo fatto una cazzata finora, è meglio che ritornino insieme. No, non è vero, naturalmente è una battuta. Giro quotidiano, vado quest'oggi sul quotidiano Libero, perché è uno di quelli che vede il bicchiere mezzo pieno. Poi lo chiederemo anche al sottosegretario Morelli, sicuramente. Prima però di Libero volevo fare un giro sulla Stampa. Tu dici, ma perché ti fai tentare dalla Stampa? No, non certo per la prima pagina che relega Vannacci a un trafiletto. Vannacci lascia con 7 parlamentari addirittura, c'è anche Pozzolo. Noi le stesse idee, scrive la Stampa. La frattura si consuma in poche ore dopo settimane di scricchiolii sempre più rumorosi. Il Carroccio archivia definitivamente l'affaire Vannacci. 7 parlamentari addirittura, punta in alto il quotidiano La Stampa. Ma all'interno volevo anche parlarvi naturalmente dell'inchiesta sulla guerriglia al corteo pro Askatasuna. Si indaga sui fondi per le bombe carta. Gli investigatori sono entrati in azione. 1000 violenti erano nel corteo partito dall'università e ci sono i famosi ombrelli, anche quelli antidrone, per non farsi vedere certamente dai droni e dalle telecamere quando sono entrati i tizi incappucciati. Nella pagina Torino ferita, pagina 5 della Stampa, c'è Ugo Volli che sentenzia i prof universitari di sinistra complici morali degli scontri. Anche il PD troppo morbido, dice il semiologo. L'area grigia di cui parla Musti è un'area rossa. E Chiara Saraceno, la sociologa, la moltiplicazione dei reati criminalizza il dissenso, si rischia la spirale violenta. Più che connivenza, vedo sottovalutazione. Così il paginone del quotidiano La Stampa. Vannacci lascia la Lega e fa campagna acquisti. Salvini è come Fini. Secondo La Stampa sarebbero 7 i parlamentari pronti a entrare nel suo nuovo partito. Nella pagina successiva, regia Bannon dietro il generale, l'accordo con l'AfD e il no a Kiev. I contratti tra Arnuel, braccio destro del guru Maga, e Curatella, delegato per il Sud dell'ex Parà. Curatella che noi abbiamo trasmesso con uno o più pezzi cantati con l'intelligenza artificiale. Giulio Curatella, originario di Venosa, si definisce ribelle per scelta, patriota per destino. Nel movimento Il Mondo al Contrario alla delega Team Sud, cultura e spettacoli, sponsorizzazioni. Staremo a vedere. C'è un paginone comunque quest'oggi a pagina 7 del quotidiano La Stampa. Ma a preoccupare me, cambiando completamente argomento per un attimo, è ciò che si scrive a pagina 13. Il ritorno della bomba. A commentare è Domenico Quirico. Perché? Perché domani scade il trattato START, quello che limita il numero di testate e stabilisce controlli reciproci, testate nucleari. Era nato con la guerra fredda, oggi USA e Russia sono sull'orlo di una guerra calda. Per alcuni decenni abbiamo visto il mondo e il nostro posto in esso attraverso le lenti della guerra fredda e soprattutto della paura atomica. Alcune generazioni di americani, russi e europei sono arrivati all'età matura messi davanti a crisi incessanti e alla minaccia dell'annientamento istantaneo come condizioni normali della vita di ogni giorno. Per quanti sono nati nella guerra fredda e per quanti sono stati cacciati in essa da una storia implacabile, questa era la realtà centrale del loro tempo. Apocalisse per follia, per scelta deliberata, per un errore tecnico, era diventato un elemento permanente del loro frasario mentale, limitando gli orizzonti esistenziali a problemi di sopravvivenza, su sottile discrimine tra saviezza e demenza. Per lungo tempo vi sono stati fondati motivi per temere che la guerra fredda potesse agglutinarsi in catastrofe con il ricorso a quelle armi estreme che incombevano sempre pronte nelle loro guaine di cemento. Tuttavia, i due giganti atomici, URSS e Stati Uniti, timorosi
timorosi dell'enormità dei loro stessi poteri di distruzione, si sono sempre ritratti prima che il confronto portasse a un conflitto aperto. Riuscirono a mantenere la pace perché sapevano che uno scontro nell'età nucleare era intollerabile. Provocazioni che in un periodo precedente avrebbero portato a dichiarazioni di guerra vennero attenuate, camuffate, come accade in occasione della crisi dei missili a Cuba nel 1962. Insomma, c'era una paura da parte di entrambe le parti di una salutare bomba che non doveva scoppiare, bomba atomica. Domani scade il trattato START che limita il numero di testate e ci vuole la musichetta. Tan da da da. Non scherzare, Sammy Varin, con il fuoco, anzi con le bombe, a pagina 19 del quotidiano La Stampa, altro argomento che sviscera dal vannacismo attuale. C'è un social per gli algoritmi. Si chiama Moltbook, è il Facebook riservato non a persone ma agli agenti dell'AI, dell'intelligenza artificiale. Chattano come noi ma sembrano oggetti vuoti, zombie senza coscienza. Ne parla a pagina 19 il quotidiano La Stampa, un articolo che fa paura, nel senso che su questo social scrive solo l'intelligenza artificiale. Lo spettro della teoria dell'internet morto, sempre più marginali le attività umane sul web. I post più provocatori potrebbero essere scritti da hacker e sviluppatori. Leggetelo e poi mi raccontate. Andiamo su Libero, il titolo forse più potente di quest'oggi è su Libero. Il generale se ne va, alto tradimento. Aveva detto non userò la Lega come un pulmino, ma adesso Vannacci molla Salvini. I sostenitori sui social lo criticano e alla fine il suo addio farà bene a Carroccio che ritrova unità. Editoriale di Mario Secchi. Ha fatto male i conti e il suo mondo quello al contrario. Il generale Vannacci è salito sul taxi della Lega, ne è sceso senza pagare la corsa, vero, non ha mai pagato nulla alla Lega, e in un sol colpo è diventato l'utile idiota della sinistra. Quanto può valere un partito il cui primo atto fondativo è la menzogna? La sua non è neppure una scissione, perché per definirla tale Vannacci dovrebbe avere una storia che all'interno del partito non ha mai avuto. Il generale si è messo a capo di se stesso, il suo primo messaggio è stato contro la destra. In casi come questo vale una vecchia regola andreottiana: il potere logora chi non ce l'ha. E non essendo possibile una collaborazione con la sinistra, lo pomperanno su giornali e TV dei compagni solo in funzione antigoverno, uscito dalla Lega e chiusa la porta della casa del centrodestra, Vannacci è destinato a rappresentare un voto inutile. Il vostro, quello che avete fatto per Vannacci. Questo naturalmente non lo cancella dallo scenario politico, ma lo proietta in una terra di mezzo senza via d'uscita. Il governo andrà avanti, affronterà la curva del referendum e in caso di vittoria del sì godrà di un energetico effetto fionda per il finale della legislatura. Anticipo l'obiezione: Vannacci conserva il potere di far perdere. Sicuri? Tutti dimenticano che c'è da riscrivere la legge elettorale, che sono in discussione regole come il premio di maggioranza e la soglia di sbarramento, i pilastri per il voto utile, esattamente quello che non può essere Vannacci, un qualunquista non coalizzabile con nessuno. Quanto al valore di una sua lista è a dir poco volatile. Il generale bestsellerista è finito da un pezzo, il mito di Vannacci a chiappavoti è sparito nelle elezioni regionali in Toscana, tanto che la sua uscita va letta come un'evasione da quel flop che lo aveva normalizzato e fatto sparire dalle luci della ribalta. Altro elemento importante: Vannacci con la sua uscita ha liberato la Lega. Pochi ricordano che è il partito più antico d'Italia, la Lega, con una storia di rilievo e una classe di ottimi amministratori sul territorio. Matteo Salvini e i suoi dirigenti, in particolare il nucleo storico, che è la fonte dei voti del Nord, possono chiudere subito questa vicenda a loro favore. La sua uscita è un balsamo. L'alto tradimento del generale ieri ha confermato che il mondo al contrario esiste, è quello di Vannacci. Questo è il bel editoriale di Mario Secchi sul quotidiano Libero.
Anche questo bello potente da acquistare. All'interno, parte Futuro Nazionale, Vannacci tradisce la Lega, avanti da solo per la patria, ma soprattutto l'editoriale di Fabio Rubini, il suo commento si intitola "Perché l'addio dell'europarlamentare farà bene al movimento". Se fosse una partita di calcio, quella tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sarebbe finita 3-0 per il leader della Lega. Un risultato netto. 3 gol costruiti con strategia e pazienza che a conti fatti rischiano di fare il bene di un movimento che rischiava di accartocciarsi attorno ad alcune contraddizioni interne rese evidenti proprio dalla presenza sempre più ingombrante di Vannacci. Andiamo con ordine. Il primo gol Salvini lo ha messo a segno 2 anni fa, quando ha reclutato il generale Reietto che nessuno voleva e tutti attaccavano, come ha ricordato ieri Matteo, trasformandolo da semplice fenomeno mediatico a politico con annessa poltrona, che ha già fatto sapere non mollerà. Il fiuto di Salvini è stato ripagato dal 500.000 di preferenze che hanno consentito alla Lega di pianificare con maggiore tranquillità le mosse future. Una di queste ha portato al secondo gol, quando Salvini ha capito che difficilmente Vannacci si sarebbe amalgamato al resto della Lega, ha iniziato un sottile gioco di logoramento che ha fatto perdere al generale smalto e consensi, non prima però di avere fatto un ultimo sincero tentativo di ricucire, affidandogli il ruolo di vice segretario. Il generale stratega però ci è cascato come un soldato semplice ed è andato avanti per la sua strada creando organizzazioni parallele che facevano riferimento solo a lui, un comportamento che di fatto ha compattato i big leghisti attorno al segretario e al partito. La rete che ha chiuso la partita in verità è stato un autogol di Vannacci stesso. Da settimane Salvini andava raccomandando ai suoi di non rispondere alle provocazioni, di non strappare col generale. Nel contempo però ha mandato un segnale chiaro: fuori dalla Lega c'è il deserto. E alla fine è stato Vannacci a cedere e a sbattere la porta, diventando così il traditore di tutti quelli che tra i leghisti avevano creduto in lui. L'addio di Vannacci, dicevamo all'inizio, può fare solo del bene alla Lega. I suoi toni, che sempre di più anche ieri echeggiano gli anni bui del regime, avevano stancato la base leghista, che nulla ha a che fare con quelle radici. Salvini lo ha capito a Pontida, quando la conclusione del comizio del generale, vuoto di contenuti e zeppo di retorica, è stato salutato con tiepidi applausi. Il popolo di Pontida è il giudice più severo e Salvini lo sa bene. Ora, con il generale fuori dai giochi, la Lega potrà continuare a spingere sui suoi temi con toni sempre duri, ma più digeribili anche a quella base che si era allontanata proprio a causa dell'ingresso di Vannacci. Un altro vantaggio dell'addio del generale è il già citato ricompattamento della Lega. Da settimane sono in corso interlocuzioni tra i vari big che avevano mal digerito la scalata di Vannacci ai vertici della Lega, che si sono detti pronti a spalleggiare Salvini nel lancio della nuova fase della Lega, che porterà dritta le politiche dell'anno prossimo, seppellendo qualche ascia di guerra territoriale per il bene del movimento. Tutti, Salvini in testa, sono convinti che senza Vannacci la Lega potrà riprendersi una parte dei voti persi in questi anni, così come lo sono che il generale farà flop, proprio come hanno fatto tutti quelli che hanno tradito la Lega. E infatti, oltre al gruppo europeo dei patrioti che lo ha già messo alla porta, ieri le sigle dell'estrema destra, che alle urne valgono meno dell'1%, hanno accolto con freddezza l'addio del generale. Anzi, Nazione Futura, il think tank della destra, lo ha bollato senza mezzi termini come un traditore che con la sua uscita aiuterà la sinistra. Certo, quella della Lega è una scommessa e per scommettere ci vogliono nervi saldi e fiuto, qualità che Salvini ha dimostrato fin qui di avere in abbondanza. E voi che ne pensate? Lo inviamo un messaggio WhatsApp al generale Vannacci? Inviatelo al 340 67 09 659. Le reazioni in rete sono negative, solo il 15% apprezza la scelta di Vannacci. L'amarezza di Salvini, pensavo fosse leale, ha fatto come Fini, Zaia era un estraneo. Sono ancora sul Libero, non c'entra niente, ma è un'argomentazione bella potente. Siamo a Monza, città non storicamente di sinistra, ma ultimamente lo è molto bene. Addirittura in consiglio comunale a Monza è passata una mozione contro Teva. Che cos'è Teva? È un marchio farmaceutico di prodotti israeliani.
Farmaci, il comune di Monza contro Israele, scrive Massimo Sanvito. Quei 16 consiglieri comunali che hanno votato sì alla mozione anti-Israele, messa nero su bianco dalla civica ambientalista Lab Monza, si sono presi una bella responsabilità, non c'è che dire, perché se andasse mai in porto lo stop ai farmaci Teva, sarebbe un bel guaio per la salute di tutti nel capoluogo lombardo, nonché per le casse comunali. Ne parla oggi solo il quotidiano Libero, anche all'interno di questo panino milanese. Il comune di Monza contro la Teva, basta vendere farmaci israeliani. Dove andiamo? Dove andiamo? Su quale quotidiano, signori? Richiedete il vostro quotidiano preferito 340-6709-659. Lo so, volete che io vada sul quotidiano Il Giornale, che mette in prima pagina Vannacci con la maglietta verde, il disertore. L'ex generale lascia la Lega, basta moderati. Oh, moderati a chi? Quelli di Forza Italia forse, ma giurava: non userò il partito come un taxi. Vannacci, ciao Lega, vado da solo. Salvini deluso, la parola è sacra. Il generale disertore, una pagina grossa che poi racconta di quel drappello di 3 deputati. Nei sondaggi Vannacci vale Sumaoro e i social già lo scaricano. Sasso, Pozzuolo, Furgiuele, pseudo adepti. Manca la truppa, ma daremo fastidio, dice Vannacci. Giro la pagina, quelle ombre sull'addio e i sospetti su Renzi. Giurò il Carroccio non sarà mai un taxi. Il militare a Pontida rassicurava: restero qua i seguaci delusi dalle sue continue piruette e questa cosa di Renzi. L'effetto Vannacci in Parlamento, le due coalizioni sempre più distanti. Niente accordo sulla risoluzione unitaria, Piantedosi questo caso non aiuta. Attenzione alle interviste. Intervista 1, Marco Rizzo, proprio quello nominato prima, il mio gemello. Il generale diventerà il Bertinotti di destra. Tenere insieme realtà diverse non paga. Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, traccia un bilancio del congresso del partito e chiarisce le differenze con il progetto di Roberto Vannacci. Io mi fermo, ma vi sto invogliando ad acquistare il quotidiano Il Giornale. Rizzo con Vannacci in futuro, che ne pensate? La sua fuoriuscita ci regala un'occasione, dice invece il giovane Simone Leoni di Forza Italia, molto spesso in TV. Le frasi su neri e disabili aiutano la sinistra. E noi che insomma avevamo capito benissimo che cosa volesse dire Vannacci e non ci eravamo arrabbiati. Il Tempo, generale dietro la collina non c'è niente, bellissima la canzone di De Gregori. Proseguo da solo. Perché il generale sbaglia a camminare in autonomia, il Carroccio non è un taxi. Il ritratto che ripercorre questi anni di Vannacci, dal mondo al contrario a Pontida fino ai 500.000 voti alle europee. Ma attenzione, sul quotidiano Il Tempo ritorna Albanese, riecco Albanese con l'ennesimo tour. Giro di incontri nella capitale, dal cinema Adriano alla Camera, passando per il centro sociale Spin Time, nuovi eventi, vecchi argomenti. Torna dopo un periodo di oblio la relatrice ONU, soliti attacchi al genocidio di Israele, ma non risponde alla domanda del quotidiano Il Tempo. L'ultima segnalazione dal Tempo è a pagina 15 per l'economia. Fisco generoso, restituiti 26 miliardi, risultato record che ridà liquidità al sistema economico e rafforza il contrasto all'evasione. Nel 2025 dalle entrate oltre 4 milioni di rimborsi a famiglie e imprese. Wow! La rapidità nei pagamenti a 2,5 milioni di cittadini senza sostituto d'imposta e impegno per accelerare quelli IVA. Ma che bello, ci ridanno i soldi dallo Stato, siamo felici. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
C'è odore di pioggia e solitudine tra i vicoli di questa città. Un'auto passa piano come un pensiero e io non so più dove vado davvero. Non mi fido dei sorrisi facili di chi vende falso oro. Ho smesso di rincorrere i sogni che tanto se vogliono mi trovano loro. Ho amato tanto, ma a modo mio. Non chiedermi ciò che non sarò e se non è il modo giusto. Questo è l'unico che ho. Cerco risposte che non so trovare. Ho la voce rotta, il cuore che fa male. Quante vite ho dentro la mia pelle che dividono il respiro come sorelle, si perdono come scintille. Ho detto basta 1000 volte, ho perso amici per non perdermi io, per farmi bastare un cielo qualsiasi, anche se non è il mio. Ho messo via un po' di promesse e un paio di errori da collezione. Ora cammino con le mie debolezze, ma almeno scelgo io la direzione. Ho amato tanto, ma a modo mio. Non chiedermi ciò che non sarò e se non è il modo giusto. Questo è l'unico che ho. Cerco risposte che non so trovare. Ho la voce rotta, il cuore che fa male. Quante vite ho dentro la mia pelle che dividono il respiro come sorelle, si perdono come scintille. Ho dato troppo peso alle parole e troppo poco al silenzio che avevo dentro. Non serve gridare per farsi capire, certe verità parlano da sole. Cerco risposte che non so trovare. Ho la voce rotta, il cuore che fa male. Quante vite ho dentro la mia pelle che dividono il respiro come sorelle, si perdono come scintille. Proprio così, come scintille. Serena Skintu dalla Sardegna, ecco la natura effimera di certe relazioni umane, scintille che nascono e si dissolvono con estrema rapidità. Ma guarda un po', sembra quasi di sentire la parabola del generale Vannacci. 34067096659. Sto accumulando decine se non centinaia di messaggi WhatsApp, tutti quanti destinati al generale Vannacci. È chiaro che dovete restare all'ascolto per sentirli, ma siete ancora in tempo a inviarli, perché io sono in onda fino alle 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno. Inviate il vostro messaggio al generale Vannacci. Che ne pensate di lui? Se lo incontraste per strada quest'oggi, cosa gli direste? 3406709 qualche esempio a caso? Mamma mia, è difficilissimo scegliere. Caro Semmi, come ti avevo già scritto, lasciamolo andare Vannacci, alla Lega non serviva, è lui che si è servito della Lega e potrebbe segnare un punto a suo favore, cedere il posto in Europa, ci scrive Mario. Poi c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamolo. Buongiorno Semmi, signori, Buongiorno. buongiorno, sono Albino, sempre come al solito mattiniero e sempre pronto alle ore 07:30 a sintonizzarmi con il telefonino, ovviamente a Radio Grazie. Libertà, che io continuo sempre a chiamare Radio Padania. Siamo sempre Non noi. dico la mia sulla storia del generale Vannacci perché vale come il 2 da picche. Lì ci sono dei giochi che onestamente anche la buona parte di coloro i quali stanno parlando non penso che sappiano esattamente quali sono le motivazioni. Gli unici che possono conoscere queste motivazioni chi sono? Le persone direttamente interessate. Allora io mi auguro che il generale Vannacci, da buon militare, uomo d'onore, eccetera, quale esso dice di essere, penso sicuramente sia appunto quello di venire in radio o rilasciare un comunicato, un qualcosa, e spieghi le motivazioni che hanno fatto sì che lui si sia tolto dalla Lega. Una motivazione ci sarà, giusto? La cosa importante è che ovviamente non andrà mai a sinistra.
e quindi aspettiamo una sua dichiarazione. Qui tutti parlano, tutti dicono, ma è il diretto interessato che deve parlare. E io mi auguro veramente che parli e dica qualcosa, almeno si capirà qualcosa di più. Bye bye. Capito, generale? Mi raccomando, se ci stai ascoltando, intervieni. Puoi benissimo inviare un messaggio al 340-6709-659 o chiamare direttamente allo 0292947222. Buongiorno Sammy Belali, ce la giochiamo bene. Vannacci ciulerà più voti ai fratellastri che a noi. La Lega è autonomista e federalista, contraria alla porcilaia fascista e centralista. Roba da fratellastri. Oh, scritto maiuscolo però. Consiglio a gratis: non incominciamo a beccarci con i vannacciani. Il serbatoio immenso di voti da spartirsi non è quello della Lega, ma quello dei fratellastri. Perché non si considera una federazione con il Vannacci tipo la CSU germanica? Magari in futuro, dici, però fare un patto con i traditori, non lo so, mi viene sempre da grattarmi, come Contosi, non so perché. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Addio generale, parola di leghista, Luca da Milano. E noi di spadoni ce ne intendiamo. Caro Mago Varin, il tuo ottimismo su Vannacci ti ha fatto sbagliare la previsione. Quello più che un pulmino ha preso il treno Lega. Non ho parole, scrive Marco da Milano. Sì, Marco, guarda, sono qua in ginocchio sui ceci e fanno male. Io vorrei sapere il vero motivo del perché se n'è andato prima di giudicare. Non era ben visto nella Lega. Vedi Zaia, scrive Giusi. Peccato generale, poteva essere la nostra ala destra. Buon viaggio, Buon viaggio, Stefano, è molto da morituri. Dopo 35 anni di Lega sono in dubbio se continuare, perché per me la posizione sulla guerra non mi va, ma se penso che al governo potrebbero andare i sinistri, mi vengono i brividi. Il generale farà da spalla alla Lega, ne sono certo. E intanto stiamo cercando di trovare il sottosegretario Morelli, facciamo un altro tentativo in caso, sappiamo che sono ore importanti perché mancano ormai 2 giorni alle Olimpiadi, lavori da proseguire ce ne sono, da ultimare proprio in queste ore, proprio immaginiamo che sia sul territorio. Intanto un altro messaggio audio sul cursore, lo sentiamo. L'Ucraina ha diviso i due contendenti, Vannacci e Matteo Salvini. L'Ucraina perché ha diviso, bisognava non finanziare Zelensky, che è veramente un personaggio infido. Grazie caro, diciamo che abbiamo trovato le paroline giuste, ma se si diceva di no ci avrebbero detto quella è la strada per uscire dal governo. Ho gradito molto le riflessioni del grande Gigi Moncalvo su Vannacci, Lega e dintorni. Moncalvo sempre graditissimo ospite del canale YouTube, sito internet Visione TV. Ancora WhatsApp, signori, se ci avete appena acceso siete in tempo. Un WhatsApp per il generale 340 67 09 659. Datevi da fare, li sto leggendo tutti. La Lega perde un asso nella manica, unico a chiedere la testa della nazista bionda commissaria UE e a contrastare l'immigrazione. Riarmo EU, corrotto Zelensky. Dare del traditore a Vannacci non depone a favore della Lega, che dovrebbe invece far entrare idee nuove, forti e non chiudersi sulle baronie interne, eccessivamente filogovernative e deboli davanti al servilismo di Tajani. Scrive Francesca. Ciao Sammy, l'avete rovinato, scrive Enzo. Vannacci ha portato un sacco di voti alla Lega, non l'ha usata come taxi. Penso che Salvini lo abbia fatto entrare anche per approfittarne. Mi spiace, ma la Lega ormai è rammollita e il generale probabilmente si è stufato. Sbaglierò, ma secondo me ci azzecco, scrive Raffaella. Ma senti, la mia sensazione è un po' anche quella del nostro direttore Giovanni Sallusti nel suo editoriale di ieri sera, è che ha cercato di portare la Lega a destra, il generale Vannacci, ma non ci è riuscito. Vannacci ruberà più voti alla pseudo-destra della Meloni che a Salvini. Varin, basta frignare, Vannacci va usato, non preso in giro. Vannacci ha chiuso con la Lega per poter aprire la bocca, staremo a sentire. Fuori Zaia e Fedriga affinché viva
la Liga. Fuori tutti, allora che ci rimane? Buongiorno a tutti, io penso che la carriera militare che ha fatto è come quella politica, senza dignità, ci scrive un altro ascoltatore al 340 6709 659. E visto che non troviamo Alessandro Morelli, io direi anche di aprire le linee, quelli che sono insoddisfatti perché il messaggio magari non è stato ancora letto, chiamino adesso lo 029294 7222, fate finta di star parlando non con Sammy Varin ma con un generale, ex generale di nome Vannacci. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, sono io? Buongiorno. Ciao, ti chiedo scusa, ho chiamato ieri, non volevo chiamare, ma prego. abbi pazienza, poi non chiamerò più per lustri. No, innanzitutto saluto Albino da Torino, che sento sempre con il mio concittadino, che sento sempre con piacere, dice sempre delle cose coerenti ed equilibrate che io condivido. Sul faccenda di cui ci stiamo un po' accapigliando in questi momenti, parlerei invece di una cosa molto banale, semplice, cioè della coerenza. Io semplicemente vorrei chiedere al popolo leghista, al quale mi onoro di aver fatto parte dal primo momento e che ahimè, come tu ben sai, ho un po' annacquato, se avessero immaginato che a distanza di anni presso un buon leghista bisogna sponsorizzare il ponte sullo stretto. Io semplicemente dico questo, senza poi parlare dell'appoggio all'Ucraina, quel delinquente di Zelensky, ma lo lasciamo perdere. Io mi immagino, vorrei chiedere ai leghisti della prima ora se avessero immaginato che per essere tali dove avrebbero dovuto sponsorizzare il ponte sullo stretto. Arrivederci a tutti, ciao. Grazie caro, ma vedi, io da leghista della prima ora, eravamo abbracciati tutti quanti sul Po, dico che questa è forse la vera potenza della Lega, e portare un po' di pepe in culo a questa Italia. Volevamo la secessione, ma non era altro che una forte protesta verso questa Italia che non poteva più andare avanti così. Abbiamo portato le buone amministrazioni del Nord a governare l'Italia intera. E forse il ponte sullo stretto sarebbe la risposta più vera, una Lega che riesce ad aggiustare l'intera Italia. A proposito di Sud, fammi vedere quello che scrive la Repubblica, pagina 24. Il baratro di Niscemi precipita l'auto simbolo. Per giorni, la ricorderete, era in bilico sulla frana quest'auto. Io mi chiedevo, ma perché non la spostano? Perché lì non si poteva più arrivare. La foto aveva fatto il giro del mondo, poche speranze per la biblioteca, polemica sugli aiuti per le case, non sono riusciti a spostarla e l'auto poi è caduta nel baratro. 029294 7222. Pronto? Buongiorno. Prego. Buongiorno. Ciao. Buongiorno Sammy, sono Carletto da Parma. Prego. Volevo dire che Vannacci, il generale Vannacci, è l'unica cosa al mondo che non mi aspettava che disertasse i lettori. Ha disertato, non è più credibile quell'uomo lì. Bravo, bel termine per un generale, ha disertato gli elettori. Grazie. Un'altra chiamata 029294 7222. Non state parlando con me, state parlando con Vannacci. Pronto? Pronto, volevo dire, Antonio Danna che fine ha fatto? Chi scusa? Antonio Danna che fine ha fatto? Ah, è malato per il momento, mi perdoni. È ammalato? Non state parlando con me, state parlando con Vannacci. Sì, grazie. Scusa, ma abbiamo un eco che non ci permette di controbattere. Antonino Danna, sì, è malato, è in malattia, purtroppo. Ha resistito, ma prima o poi qualche cosa ci viene, noi che ci infervoriamo. 0292947222. Volano i Vannacci, gode il Colle. Questa è l'apertura del quotidiano La Verità. All'interno, Vannacci esce dalla Lega, la mia strada è un'altra. Salvini dice: l'onore dov'è? E questa cosa dell'onore ci ha colpito non male, anche se non siamo del Sud, dove l'onore è ancora più importante. Chi c'è in linea? Pronto?
Pronto, sono io? Buongiorno. Buongiorno, Berengari Subrico da Roma, saluti. Siccome Prego. io sono un ex militare anche io darei questo giudizio. Il generale si sta riposizionando, non è un traditore, è uno stratega, si sta muovendo, ha preso i suoi luogotenenti più fidelizzati e ci coprirà il fianco destro, perché comunque giustamente alcuni ascoltatori l'hanno detto. Toglierà voti a quelli un pochettino più nervoruti che votano la fratellastra, no? La sorellastra. Quindi fondamentalmente ci sta facendo un po' un favore alla coalizione. A noi magari adesso come adesso, siccome siamo un po' scottati, io sinceramente non l'ho mai visto come un leghista, perché un ex militare, un ex generale federalista, io sinceramente, mamma mia, no? Mi ricordo quando ho fatto la scuola allievi, hanno osato scrivere in bagno viva Umberto I, re di Padania, ci hanno tenuto dentro 6 ore in più e non ci ha lasciato uscire, a tutti quanti, a tutta non la compagnia, proprio il reggimento, finché non è saltato fuori. Non è saltato fuori, comunque la punizione simbolica ce l'hanno data, solo per una scritta. Figuriamoci che cosa avrebbe potuto pensare lui su federalismo, su autonomia, eccetera. Però fondamentalmente lui non ha preso un taxi, ha portato diciamo simbolicamente un qualcosa di diverso all'interno di un movimento, e siccome lo spazio c'era soltanto qua da noi, perché di là era già tutto pieno, Forza Italia non l'avrebbe mai accettato perché è troppo spostato fuori dalle linee della famiglia, di conseguenza c'eravamo solo noi. Ma va bene così. Grazie. Va bene così. È stratega, quindi il generale stratega sta facendo questa strategia per spostarsi alla destra della Lega, del centro-destra. Lo scrive similmente anche l'editoriale di Maurizio Belpietro oggi sul quotidiano La Verità, pagina 3. Caro stratega, scrive Belpietro, le faccio gli auguri, ma rischia di finire come Bertinotti, che è quasi un'offesa, con tutto il bene che vogliamo al vecchio Bertinotti. Il suo desiderio di comando e di azione lo capisco, però la politica non è un reggimento e l'opposizione proverà a trasformarla in quello scossone invocato dal consigliere del Colle per far cadere la Meloni. Ecco chi era lo scossone in arrivo. Mamma mia, signore, adesso mi ricordo anche che cosa ci ha detto l'astrologa, vi ricordate? Qualche mese fa ha detto che entro la primavera ci sarebbe stata una crisi di governo. Dio mio, no! Incrociamo le dita nelle mani, nelle piedi, tocchiamoci, facciamo autoerotismo alle 9:20, mi viene da piangere. 0292947222. In questo momento le linee sono libere. Se siete indecisi tra il gnacca e il petacca, volete dire qualcosa al generale Vannacci, lo potete fare chiamando al volo 0292947222, ma ci sono centinaia di WhatsApp che vi sto leggendo. Vannacci uguale qua. Ecco la sintesi, scrive Antonio. Voto Lega dal 92 e continuerò a votare Lega fino alla fine dei miei giorni, ma mi dispiace che Vannacci abbia lasciato perché mi rispecchiavo in tante sue idee. Non so cosa farà ora, ma io continuerò a votare Lega e a sostenere Salvini. Andiamo avanti, scrive Cesare. Caro Sammy, dare del traditore a Vannacci solo perché ha mantenuto fede alle promesse che la stessa Lega aveva propagandato mi sembra ipocrito. Se vogliamo vedere, i veri traditori sono dentro la Lega, visto che sui tanti temi come la cancellazione della Fornero, l'aumento delle pensioni, armi all'Ucraina, federalismo, sono andati nel dimenticatoio, ci scrive Ferdinando da Verona. Marco per la prima volta ci scrive e scrive: io il generale Vannacci non l'ho votato e ora ne sono felice. Mi è scaduto quando durante le elezioni europee disse al mio segnale scateniamo l'inferno, cosa che non riesce a fare, non la promettere. Dovrebbe essere così per tutti i candidati. Ciao Vannacci, vada via i chap. Ciao Sammy, facciamo sentire spesso la frase che ha detto a Pontida, ci scrive Erminio, e poi ve la ripropongo. Ciao Sammy, di Vannacci non mi interessa un cacchio, mi dispiace per Matteo, forse dovrebbe diventare un po' più furbo e troppo buono. È vero Zita, ma lo sappiamo da sempre, Matteo troppo buono, furbo direi che lo è, però
Diciamo che abbiamo avuto una parentesi con all'interno un punto esclamativo, anzi due, molto interessante, ma il bello è che la Lega va avanti al di là delle persone. Quante volte l'abbiamo detta questa frase? Infatti siamo ancora qui. Buongiorno, qualcuno lo potrebbe dire, signora Cerbis, che galleggia anche l'olio esausto della mia vecchia ma dotata di FAP auto diesel? Bravo Antonio da Asiago, interessante divagazione. Tra le 500.000 preferenze prese da Vannacci alle europee c'era anche la mia, che sicuramente non gli avrei dato se non fosse stato sotto il simbolo della Lega. Penso che come me anche altri leghisti la pensino così. Bravo Fulvio. Ancora i messaggi per il generale Vannacci, siete in tempo a inviarli. 340 6709 659. Ci stanno ascoltando anche i giornalisti come Gabriele Moroni, il decano dei cronisti, che salutiamo e ringraziamo, ma molti altri, anche quello del Foglio a cui sto simpatico. Buona giornata. Nonostante l'epilogo Vannacci, sono deluso dalla scelta del generale. A mio parere la coalizione di centrodestra sarà indebolita con grande soddisfazione dei sinistri. Ecco, questo è il miglior sistema per rianimare i moribondi. Comunque, forza Lega. Invece sarà un bel problema per la destra e soprattutto per la Lega. Radunerà attorno a sé tutti i no Green Pass, no Draghi, no euro, è il generale, tutto quello che la Lega non ha fatto. Ed è quello che similmente a lui ha detto e fatto in questi mesi un certo Rizzo. Quante volte gli avete fatto i complimenti perché dice delle cose vere, però poi ti dà la mazzata sulla testa. Anche Renzi è uscito dal PD, allora non è che è andato a destra. Vannacci, secondo me, è uscito dal partito perché non poteva fare certe cose, perché veniva fermato. Comunque Zaia è bravo, ultimamente è un po' troppo democratico. Chissà perché pensiamo che Zaia potrà essere il prossimo vice segretario federale e non soltanto magari. Sammy, giustamente è stato arrestato il tifoso dell'Inter che ha tirato il petardo, ma quelli che hanno preso a legnate il poliziotto uomo dello Stato sono già liberi? Sammy, buongiorno. Premesso che i veri leghisti continueranno a votare Lega, sono proprio deluso perché pensavo che Vannacci avesse veramente onore e mantenesse la parola. Dove lo trovo un popolo come quello di Pontida, vero? Ricordo il 2025 e 2024 con lui presente che lo ha accolto con fiducia e valore. Mi dispiace per Salvini che ci ha creduto e che verrà vergognosamente criticato. Buona Padania. Alessandro da Genova. Vannacci non doveva neanche entrare nella Lega. Salvini ha deluso anche me. Ho sempre pensato che doveva essere sostituito. La Lega era la Lega con Bossi. Zaia che voleva vaccinare tutto il Veneto? No, grazie. Ma quante volte Salvini ha detto una cosa e poi ne ha fatto un'altra? Io non voterò per nessuno dei due. Aspetto Rizzo, ma chi ha tradito gli elettori è stato Salvini. Non voto e poi sì voto, perché se no cadono le poltrone. E no, il coraggio su qualche argomento avrebbe pagato. Non ho capito molto, ma vabbè. Dopo quello che abbiamo visto, cosa fa Zelensky con i nostri soldi? Continuiamo a dargliene. E Salvini cosa ha fatto? Ha votato sì. Vedi, questo ce l'ha scritto Vannacci probabilmente. L'unico acuto di amor patrio degno di nota nella storia della penisola è stato il giuramento di Pontida, che ha portato alla battaglia di Legnano e alla vittoria sul campo. Un giuramento implica lealtà, quella che non ha avuto il generale Vannacci nei confronti del nostro movimento. E venendo meno la lealtà, viene meno anche la dignità dei gradi, ci scrive Massimo da Carcare. Molti leghisti per avere una poltrona sono andati con Forza Italia, quindi stanno contribuendo all'impossibile realizzazione delle idee della Lega. Anche Forza Italia è contro la Lega. Può darsi che il generale così si senta più libero di portare avanti il vero programma da destra. E poi c'è una chiamata, la prendiamo al volo. Pronto? Buongiorno signor Sammy di Zetta. Buongiorno. Allora, due parole però su due argomenti. Vannacci non mi è mai piaciuto e neanche mi piacerà, quanto meglio così è meglio se andrebbe su Zaia, comunque vedremo. Volevo dire un altro caso che sta ritornando alla ribalta. Il caso Niscemi, signor Sammy, tanto per cambiare un po' l'argomento, il Vajont, un paragone senza senso. Allora, secondo me è spuntata una comparazione assurda, incomprensibile sulla frana di Niscemi. Qualche improvvido ne è uscito con un paragone che non si capisce cosa c'entri, cioè ha paragonato il volume delle due frane del Vajont
e di Niscemi, stabilendo che quella siciliana è molto più grossa. Sono due cose, signor Semmi, totalmente diverse e scollegate, tant'è che Niscemi non ha avuto vittime né feriti, mentre il Vajont ha pagato con quasi 2000 morti. L'unica cosa che le potrebbe accomunare è che c'è stata la complicità, secondo me, umana nell'origine dei due disastri, ma orograficamente e nelle specifiche situazioni sarebbe come paragonare il crollo di un ponte con un incendio in una galleria. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Interessante meditazione. Ancora aperte le nostre linee. Telefonate a Vannacci 0292947222. Pronto? Pronto! Ci mancava l'urlatore, buongiorno. Questi momenti qui, se no interviene la voce della Lega nelle battaglie della Lega, ma chi è che può intervenire altrimenti? In alto il cuore questo messaggio, il messaggio di libertà della Lega. Voi non capite, vi perdete perché vi ingannano, ma la Lega c'ha il suo percorso, è nata per la libertà, per la lotta dei popoli, gli altri sono tutti ideologici. Grazie caro, sei chiarissimo, assolutamente sì, è quello che pensiamo tutti noi, la Lega è la Lega e va avanti al di là delle persone. Le persone sono degli altoparlanti che portano avanti le idee, degli strumenti che sfiorano diverse corde e tira su ancora e nello stesso tempo parlano diverse lingue. Grazie caro. Cambieremo il mondo! Ho capito, è chiarissimo. 0292947222, puoi anche mixare, fa il mixeur il nostro regista Francesco. Sammy, grazie a Dio che non siamo in guerra, perché è lecito pensare che anche un generale ci avrebbe potuto vendere al nemico. Non ci avevo pensato. Uno che perde l'onore della parola data e ripetuta, uno che ha usato l'onestà intellettuale di un leader come Salvini per concretizzare la sua strategia per raggiungere un risultato pro domo sua, uno che non si è preoccupato di prendere in giro gli italiani che gli hanno creduto, anche garantiti dal suo alto grado militare. Si vergogni, scrive Luciana da Muggiò. E qui la voce di Sammy Varin che un pochino si vergogna, sì, mi vergogno un po' anch'io, ma tranquilli perché dopo di me l'editoriale di Sallusti e poi arriva Giulio Cainarca che sicuramente è... Cainarca, ce l'hai un messaggio WhatsApp per il generale Vannacci? Come no? C'è un editoriale. C'è un editoriale. Così. Dopo arriva con cambi oggi, c'è cambio oggi. E allora ragazzi, fuochi e fiamme, preparatevi signori, con cambi... ne sentirete delle belle. Intanto per il momento noi ci fermiamo, ritorniamo in onda alle 11. Grazie per le centinaia di messaggi che sono arrivati e stanno ancora arrivando. Io li tengo tutti in frigor, alle 11 ricomincio a leggerli. A più tardi.